Un bacio tenero e umano, quello tra un uomo e una donna che non si vedono dopo 6 lunghi mesi di separazione, quello tra un marito e una moglie che si scoprono prossimi genitori dopo l'annuncio dell'angelo che nonostante la sua non più giovane età, Anna sarà la madre di Maria. È il bacio tra Gioacchino e Anna, i genitori della Madonna, magistralmente dipinto dalla mano di Giotto agli albori del 1300 nella cappella degli Scrovegni, il primo bacio tra innamorati della storia dell'arte. La mano di lui sulla spalla di lei, le mani di lei teneramente appoggiate su barba e collo di lui. Straordinaria la potenza di questa immagine che al popolo nel pieno Medioevo restituiva due volti sconosciuti, quelli dei genitori della Vergine. Si troveranno alla porta aurea di Gerusalemme. Quello che è affascinante è qui i due, tra virgolette, anziani genitori di Maria si abbracciano e si baciano teneramente. È una scena bellissima che è, diciamo, la declinazione compiuta di quel processo di laicizzazione e umanizzazione della storia sacra, che è una delle cifre connotative del grande progetto giottesco. Una festa degli innamorati che celebra la bellezza di Padova Urbs Picta e come da tradizione apre le porte gratuitamente, nonostante il lunedì di chiusura, alle coppie e che nella cappella degli Scrovegni ci restituisce altri due momenti potenti di tenerezza l'uno, di tensione e paura l'altro. Gioacchino ed Anna. Pensiamo all'incrocio di sguardi tra Maria e Cristo bambino, ed è la statua di Giovanni Pisano sull'altare. Per la prima volta i due si guardano negli occhi, non c'è nulla di ieratico, è una madre che guarda suo figlio. E qui Giotto guarda a Giovanni Pisano, alla sua statua, e guarda caso nel realizzare il bacio di Giuda, quando nell'iconografia tradizionale Cristo guardava verso lo spettatore, Giotto reinventa quella scena. Cristo guarda negli occhi il discepolo, l'amico che lo sta tradendo. Quindi il primo bacio, l'irrompere prepotente dei sentimenti e delle emozioni. Un Giotto di una dirompente modernità che legge i cuori dei suoi protagonisti e ci apre alla grande e meravigliosa bellezza del sentimento e dell'amore.